presentato 2 lotti delle 20 proposte prima di chiedere l'autorizzazione ministeriale. Zaia risponde alle polemiche sull'acquisto improprio dei vaccini anti-Covid. Il PD regionale chiede un accesso agli atti. Ho trovato il ministro Speranza ben disposto a verificare la possibilità di acquisto direttamente da parte della regione. A dichiararlo il senatore veneziano del PD Andrea Ferrazzi. Potrebbe trattarsi di un focolaio di variante inglese, quello scoppiato in una scuola elementare di Portogruaro. I tamponi di 13 bambini e di un insegnante saranno ora analizzati all'Istituto Zooprofilattico. Incidente sul lavoro a Vigonza, 62enne di Mira alla guida di un muletto precipita da un palco alto 6 metri all'interno di un capannone. L'operaio muore sul colpo. La scorsa settimana abbiamo raccontato la storia di una giovane ragazza uscita dalla tossicodipendenza. Oggi vediamo l'altra faccia della medaglia, quella di chi non riesce a fare il passo per guarire. È morto Ivone Cacciavillani, noto avvocato e storico della Serenissima, al ricordo del presidente del Consiglio regionale Ciambetti, figura emblematica della cultura veneta. A un anno dall'inizio dell'incubo Covid in Veneto, domenica 21 febbraio alle 21:15 su Antenna 3 andrà in onda L'anno del virus, il documentario realizzato da Media Nord-Est che ripercorre i 12 mesi che ci hanno cambiato per sempre. Ben ritrovati con l'edizione di Venezia dei nostri telegiornali. Subito in primo piano i dati relativi all'andamento del contagio nella nostra regione con l'aiuto della tabella divulgata dall'azienda Zero. Sono 905 i nuovi casi nelle 24 ore, in crescita dunque 21 i decessi, 137 i posti letto nelle terapie intensive, 1307 le persone ricoverate in area non critica. Per quanto riguarda il veneziano, i nuovi positivi sono 137 e 6 i decessi. Le varianti di vaccini sono stati oggi al centro del punto stampa del presidente della regione Veneto Zaia, che assieme al direttore generale alla sanità Flora ha illustrato gli elementi di trattativa per l'eventuale acquisto improprio dei vaccini. Calano i contagi ed i ricoveri, ma resta ancora drammatico in Veneto il numero di morti. 70 stamane le nuove vittime del Covid, e a preoccupare ci sono poi le varianti, quella inglese riscontrata in tutta la regione nel 17-18% dei casi, ma anche quella brasiliana, un caso nel Padovano, ma è soprattutto la partita vaccini a tenere banco al punto stampa del presidente Zaia con la questione degli acquisti in proprio da parte del Veneto. AstraZeneca nega trattative private e teme che i vaccini al di fuori del contratto europeo siano contraffatti. Pfizer ribadisce di fornire i vaccini soltanto ai governi. Quelli proposti al Veneto dunque, che vaccini sono? A casa mia vendiamo solo i governi, vuol dire che qualcun altro può vendere a chi non è governo, o no? Secondo voi un'industria farmaceutica vende tutto il suo prodotto direttamente? Impossibile. Le big pharma hanno i concessionari, hanno i licenziatari, addirittura gente che produce lo stesso prodotto da altre parti su licenzia, hanno poi i rappresentanti, hanno tutto un commerciale, e quindi secondo me se un'azienda vi dice noi vendiamo solo ai governi, vuol dire che si sono riservati quella fetta di mercato. Per noi non è un'ossessione, noi è un fatto anche etico, cioè nel momento in cui qualcuno ci ritrova per strada fra 1 anno, 2 anni, 10 anni o quello che è, dice allora avevi la possibilità di comprare il vaccino, non ti sei neanche preoccupato di verificare se era acqua distillata o vaccini. Noi abbiamo verificato, cioè non è che ci mettiamo a piangere, ci spiace aver perso tempo, però fino ad ora nessuno ci ha detto che questa qua è roba che non funziona. Ad entrare nel dettaglio delle proposte è il DG Luciano Flora. Il Veneto ha ricevuto una ventina di segnalazioni, a 6 sono state chieste precisazioni. Per capire se il vaccino c'è davvero, in che tempi si è disponibili a fornirlo. Cioè, se noi vi diciamo sì, voi in quanto tempo siete in grado di portarvi un vaccino? Che quantità ci sono e quanto costa? E a 2 di queste, continua il DG della Sanità Veneta, abbiamo chiesto il numero del lotto e la scadenza della fornitura necessarie per la preventiva autorizzazione ministeriale. Nel momento in cui abbiamo questo, trasferiremo questo dato insieme alla modalità di fornitura che ci è stata presentata, che secondo noi è attendibile, per avere le autorizzazioni ministeriali per poter procedere a negoziare.
In questa situazione che sta facendo discutere e suscitando un vespaio di polemiche, l'unica certezza è che se i vaccini continueranno ad arrivare con questi ritmi, per vaccinare i veneti ci vorranno 2 anni. Ben diversa la situazione se ci fossero le dosi. Le 560.000 vaccinazioni anti-influenzale fatte senza piani straordinari, sottolinea Flor, potrebbero essere aumentate di molto. Forse invece di 650.000 possiamo forse arrivare anche al 1 milione al mese, se noi li avessimo. Quindi per fare 4 milioni ci servono 4 mesi. Ho trovato il ministro ben disposto a verificare la possibilità di acquisto direttamente da parte della Regione, ha dichiarato oggi il senatore veneziano del Partito Democratico Andrea Ferrazzi. Da giorni la Regione dice di avere un contratto in mano con dei privati, attraverso dei privati, per il vaccino Pfizer ed altri. E per oggi Pfizer ha scritto un comunicato ufficiale negando la disponibilità di vendita a privati e di trattare solo col governo. Ora, io sono a favore, se arrivano più vaccini possibili anche nella nostra regione, tanto meglio. Il senatore veneziano Andrea Ferrazzi, partecipando alla trasmissione Ring, si era preso l'impegno di interloquire col ministro Speranza sulla questione degli acquisti di vaccini da parte della Regione Veneto. Così ha fatto e all'indomani riferisce di aver trovato il ministro ben disposto a verificare la possibilità di acquisto direttamente da parte della Regione. Ferrazzi però aggiunge: bisogna che ci si metta d'accordo, bisogna fare chiarezza, perché qua qualcosa non torna. O gli intermediari hanno trattato con Pfizer in maniera non chiarissima e che devono spiegarcelo, oppure la Regione non ha spiegato dettagliatamente i rapporti con questi intermediari. Siccome con la salute delle persone dei veneti non possiamo scherzare, chiedo alla Regione chiarezza e poi se c'è da dare una mano tutti insieme nella direzione della salute per i nostri cittadini, a disposizione. Ho sentito parlare di dosi offerte all'esterno dei canali contrattuali conclusi dall'Unione Europea. Voglio lanciare un monito: fate attenzione agli pseudo vaccini, perché è estremamente rischioso accettare offerte di presunti broker. Così la Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen: ci sono 0 garanzie che il vaccino sia nella fiala e non si ha idea del viaggio che ha fatto, se la catena del freddo sia rispettata. Ha aggiunto la leader dell'UE: in una crisi come questa ci sarà sempre chi cerca di trarne vantaggi, ha avvertito von der Leyen, che lancia l'allarme del rischio crescente di queste frodi. Ed ora l'abbiamo sentito, a preoccupare sono le varianti e si teme proprio possa essere variante inglese, quella responsabile del focolaio scoppiato in una scuola elementare di Portogruaro. I tamponi di 13 bambini e di un insegnante positivi al Covid sono stati inviati per le analisi all'Istituto Zooprofilattico delle Venezie. 14 positivi, 12 bambini in una classe di 20 alunni più un insegnante e un altro bambino. Numeri che hanno fatto concentrare subito l'attenzione dell'US4 Veneto Orientale sulla scuola elementare Marco Polo di Portogruaro. L'ipotesi da verificare è che possa trattarsi della variante inglese del coronavirus. Il numero di casi elevati all'interno di una singola classe non ci può fare escludere anche questa ipotesi, motivo per il quale cautelativamente questi tamponi selezionati sono già stati inviati all'Istituto Zooprofilattico delle Tre Venezie, che si trova a Legnaro. Quando è prevista la risposta? È difficile dirlo, speriamo domani o al più tardi dopodomani, questo è quello che ci ha detto l'Istituto. Nel caso la variante fosse confermata, si tratterebbe del secondo caso in una scuola elementare del Veneziano, dopo quello della scuola primaria Fratelli Bandiera di Malcontenta, dove i positivi sono 7 alunni della stessa classe ed un insegnante. I positivi al momento non presentano sintomi diversi. A Portogruaro sono state inoltre attivate tutte le procedure del caso. Per quanto riguarda la classe dove ci sono stati un numero importante di casi, 12, è stata applicata la misura della quarantena, quindi sono tutti a casa. Inoltre sono state testate anche tutte le altre classi della scuola cautelativamente. E l'esito com'è stato? Allo stato attuale abbiamo altre 2 classi con un singolo caso.
È convocata per domani alle 9:30 la prima riunione di insediamento del Comitato Scientifico dell'Osservatorio regionale sull'autonomia differenziata. Lo scopo del comitato, formato da esponenti della Regione e delle università venete, è quello di supportare il Veneto nella delicata fase di negoziati con il governo. Questo insediamento, dice il governatore Zaia, è un passaggio amministrativo di grande significato perché segna la ripartenza verso l'obiettivo finale. Significa che si va verso un lavoro di alto livello che prenderà sempre più quota a supporto della nostra delegazione trattante per ripartire a tutto tondo con il tema dell'autonomia. L'obiettivo, conclude Zaia, è uno solo: chiudere definitivamente la partita con la firma dell'intesa con il governo. Ed ora la cronaca, andiamo a Venezia. Incendio in un ristorante del centro storico in Calle dei Fabbri nel tardo pomeriggio. Con tutta probabilità è stato causato dalla canna fumaria della cucina. Sul posto sono giunti in breve i vigili del fuoco che hanno spento le fiamme e stanno ancora lavorando per capire le cause. Il cuoco sarebbe rimasto intossicato ma non gravemente. La viabilità pedonale è stata chiusa. Sul posto appunto la polizia municipale, i vigili del fuoco ed i carabinieri. Ed un gravissimo incidente sul lavoro si è verificato questo pomeriggio a Vigonza negli stabilimenti della Francogomme in via Oslo, dove un operaio è morto dopo essere caduto da alcuni metri d'altezza. Secondo quanto si apprende da una prima ricostruzione dei fatti, a causare la tragedia sarebbe stata una manovra errata mentre l'operaio era alla guida del muletto. La vittima, che ha 62 anni, è originario di Mira. Sarebbe precipitato con il veicolo da un soppalco di 6 metri all'interno del capannone. Nel violentissimo impatto a terra si è ferito in modo letale. Vani tutti i tentativi di rianimazione praticati dai medici del SUE, ma allertati dai colleghi. Nel capannone di via Oslo sono arrivati i carabinieri e i tecnici dello Spisal per le indagini. I carabinieri hanno notificato ad un 47enne di Stra un provvedimento di allontanamento dalla casa familiare e di divieto di avvicinarsi alla madre. La donna di 84 anni subiva le violenze da parte sua dal 2016 e spesso era costretta a chiudersi nella sua stanza durante le liti e uscire solo una volta che l'uomo se ne fosse andato. Una misura che è stata emessa in relazione al reato di maltrattamenti in famiglia dal GIP del Tribunale di Venezia dopo le indagini dei carabinieri sui comportamenti violenti e vessatori dell'uomo nei confronti dell'anziana madre. La scorsa settimana vi abbiamo raccontato la storia di una giovane che è riuscita a uscire dalla tossicodipendenza. Oggi vediamo invece purtroppo l'altra faccia della medaglia con una toccante testimonianza di un ragazzo. Ho iniziato a 16 anni con la coca e se dovessi fare una media dell'uso da 16 anni quando ho iniziato non c'è giorno che non l'abbia usata. Lui è Dario, questo un nome di fantasia. Ha 23 anni e fa uso di cocaina da molto tempo. Non vive con i genitori a Mestre ma in un giaciglio di fortuna, creandosi qualsiasi espediente per procurarsi la droga. Quando senti che hai quella voglia di farlo, trovi il modo di procurartela, che sia andando a fare un furto, che sia spacciando, che sia portando magari dei clienti allo spacciatore per farti dare il regalo. Poi c'è il rovescio della medaglia. All'inizio, quando inizi, ti sembra tutto bello perché è divertente, quando sei in compagnia sembra di essere tutti amici, tutti così, però dopo scopri che non è così. Dario ha provato a disintossicarsi ma non è riuscito a farlo totalmente. Sono stato ricoverato in ospedale 14 giorni e facevo un uso massiccio di cocaina, prendevo 10 pezzi al giorno. E adesso che sono uscito ho diminuito tanto, ma tanto, adesso sono sui 2-3. Troppi ragazzi si trovano in questa situazione, racconta il papà di un coetaneo di Dario, il cui figlio è in comunità, e denuncia. In questo periodo è ritornato l'eroina gialla. I ragazzi per la strada dicono e mi hanno avvertito, quelli che potevano avvertirmi, avverti che è ritornata l'eroina gialla a Mestre. Ci sono sempre più giovani che ci cascano, basta provarle una volta e già è troppo tardi.
Anche per le famiglie è difficile affrontare il problema della tossicodipendenza. Quando ti dicono oppure ti accorgi che il figlio si droga o la figlia si droga, è come un tsunami che ti porta via tutto, non sai cosa fare, ti mancano, hai paura, c'è anche vergogna magari. Dario lancia un messaggio ai ragazzi più giovani di lui. Alla fine uno lo fa perché è bello, che però devono ricordarsi che quando arrivano al punto che, come ho detto prima, lo devi fare perché se no stai male, là non è più bello. Se io avessi saputo prima come erano le cose, penso che avrei provato sì, ma avrei evitato di arrivare alla dipendenza. Ivone Cacciavillani, noto avvocato amministrativista e storico della Serenissima e del Veneto, è morto. Lo rende noto il presidente del Consiglio regionale del Veneto, Roberto Ciambetti, un grande avvocato e studioso del diritto, un grandissimo appassionato di storia veneta e della Serenissima, ricorda Ciambetti. Esce di scena una figura emblematica del diritto e della cultura veneta. Cacciavillani è stato un vero punto di riferimento per tanti amministratori locali, un uomo della cultura vastissima, capace sempre di sorprenderti e di sorprendere, conclude Ciambetti, lascia un vuoto inestimabile. Un'assemblea virtuale per concordare una strategia comune, quella organizzata nel Veneziano dai cosiddetti lavoratori invisibili disoccupati a causa del Covid e senza ristori. Senza occupazione e senza aiuti dallo Stato da questa primavera, tanto da spingerli ad autodefinirsi lavoratori invisibili. Sono l'anello economicamente più fragile e più colpito dalla crisi del coronavirus. Solo in Veneto sono circa 5.000, tantissimi in provincia di Venezia, dove sono, o per meglio dire erano, soprattutto impegnati nel turismo, stagionali o con contratti a chiamata. Ellen Grandene di Jesolo, che ha fondato il gruppo, suona la carica in vista di un'assemblea virtuale per cui chiama tutti a raccolta. Dopo svariati confronti avuti con la sindaca di Cavallino Treporti, che ha portato la nostra voce ai vari sindaci e al governo, abbiamo deciso per domani sera di fare una videoconferenza con tutti i lavoratori e le lavoratrici di tutte le categorie, operai, bagnini, aeroportuali, portuali, commesse, lavoratori del vetro, del merletto, qualsiasi, è aperta a tutti indistintamente, per poter organizzarci e coordinarci per le prossime iniziative. Lavoratori invisibili senza aiuti da marzo 2020 è il nome di una pagina pubblica su Facebook che conta già quasi 1.500 iscritti e la mail lavoratori.invisibili2020@gmail.com sono gli indirizzi per contattare e partecipare alla riunione e alle iniziative di un gruppo che si sta organizzando per fare massa critica, l'unico modo probabilmente per far sentire la propria voce. 4 giovani clandestini afghani, di cui 3 minorenni, sono stati fermati a Fiesso d'Artico dai militari di Stra. Sono arrivati in Italia a bordo di un camion carico di pellet proveniente dall'est Europa, ma una volta giunti in Riviera del Brenta sono stati intercettati. Una volta identificati, i 4 sono stati collocati in una struttura d'accoglienza. Il maggiorenne è stato denunciato per essersi introdotto illegalmente nel territorio nazionale, mentre l'autista del tir di nazionalità romena è stato denunciato per agevolazione dell'ingresso clandestino. In questo caso i carabinieri hanno ritenuto che stesse trasportando consapevolmente dei clandestini. Ed ora diamo un'occhiata alla nostra programmazione, perché domenica 21 febbraio sarà passato un anno dall'inizio dell'incubo Covid in Veneto e proprio domenica alle 21:15 su Antenna 3 andrà in onda L'anno del virus, il documentario realizzato da Media Nord-Est che ripercorre i 12 mesi che ci hanno cambiato per sempre, il racconto, le voci, i servizi, i momenti più importanti della lotta del Veneto contro il coronavirus. Appuntamento da non perdere quindi su Antenna 3 domenica a partire dalle 21:15. Ed è tutto per l'edizione veneziana dei nostri telegiornali. Io vi ringrazio per essere stati con noi, ci lasciamo come sempre dando un'occhiata alle previsioni del tempo per le prossime ore sulla nostra regione. Arrivederci e buon proseguimento con i nostri programmi. Il meteo. Bentrovati al meteo.
Pressione atmosferica in lieve calo, ma il tempo si mantiene comunque buono sul nostro territorio. Diamo uno sguardo più approfondito alla situazione di giovedì 18 febbraio. Sul Veneto situazione tutto sommato tranquilla, inizialmente in mattinata tanto sole ovunque, aumento della nuvolosità nel corso della giornata fino a cielo molto nuvoloso in serata, ma saranno esigue le probabilità di deboli fenomeni. Temperature senza particolari variazioni, minime tra lo 0 e i 4 gradi, massime invece fino ai 10 gradi. Stessa situazione poi se ci spostiamo sul Friuli Venezia Giulia, tanto sole vedete su tutte le province, non sono attese piogge degne di nota, il cielo sarà sereno o al massimo velato su tutti i settori. Temperature minime tra lo 0 e i 6 gradi, massime invece fino ai 9 gradi. Uno sguardo infine al Trentino Alto Adige, dove di fatto non cambia la previsione, anche qui bel tempo stabile senza precipitazioni, locali annuvolamenti ma del tutto innocui. Temperature minime intorno allo 0, massime fino ai 12 gradi. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci.